Benvenuti, oggi è martedì 1 ottobre 2024. Il sole sorge alle 6:55 e tramonta alle 18:44. La luna si leva alle 5:32 e cala alle 18:13. Oggi la Chiesa celebra San Romano. Il nome Romano deriva dal latino e significa abitante di Roma. Oggi, 1 ottobre, è la giornata internazionale del caffè, una giornata in cui si promuove e celebra la qualità, la passione e la peculiarità di questo settore in tutto il mondo. Ogni giorno nel mondo si consumano oltre 2,25 miliardi di tazze di caffè. L'Organizzazione Internazionale del Caffè ha stabilito il lancio della prima giornata internazionale a Milano nel contesto di Expo Milano 2015 il 1 ottobre. Ogni anno vengono organizzati numerosi eventi, dibattiti, spettacoli e mostre a cui partecipano addetti ai lavori ed esperti di tutto il mondo. Sono 70 oggi gli anni per Camilla Patrizia Carlucci, meglio nota come Milly, la regina di Ballando con le stelle. Durante gli anni '80 diventa famosa in TV come showgirl e conduttrice di numerosi programmi. Nel corso della sua lunga carriera presenta Scommettiamo che, il Festival di Sanremo, Luna Park e Fantastico, finché non arriva il talent show di successo Ballando con le stelle, il più longevo varietà della Rai, in onda dal 2005. Compie 54 anni Samuele Bersani, cantante riminese notato da Lucio Dalla, che lo fa esibire prima dei suoi concerti. Il grande successo lo travolge col secondo album, Freak, ma il brano più famoso arriva dopo, Giudizi universali. Infine auguri per gli 89 anni di Julie Andrews, la Mary Poppins del cinema. È stato proprio quello il primo ruolo per l'attrice britannica, subito premiata con l'Oscar e con un successo clamoroso, dopo una carriera folgorante di bambina prodigio grazie a una voce che le ha aperto come cantante le porte di Broadway. Tra gli altri film, Tutti insieme appassionatamente, altro musical di enorme popolarità. Oggi, a oltre 150 anni di distanza, è quasi estinta. Nell'era degli smartphone, delle mail e dei social network fa quasi sorridere pensare di spedire una cartolina. Il suo debutto risale al 1 ottobre del 1869, quando venne inviata la prima della storia. A inventarla fu un professore di economia austriaco. Sapete cos'è la CPU di un computer? La CPU è il cervello del computer ed analizza i segnali in ingresso da tastiera o dal mouse, inviando dei segnali in uscita al monitor, agli altoparlanti o alla stampante. I modelli più veloci utilizzano 2 o 4 CPU contemporaneamente e sono detti dual core o quad core. Il computer più veloce del mondo esegue 93 milioni di miliardi di calcoli al secondo. Buongiorno ai 12, oggi il novilunio porterà decisamente una voglia di rinascita e una fase nuova nei cuori di ognuno dei 12 segni zodiacali. Vediamo come. Ariete, il novilunio che si forma è in Bilancia, quindi opposto al vostro segno zodiacale. Probabilmente vi sentite impediti nell'evolvere verso una condizione più semplificativa e non per vostra volontà, ma per volontà di altri che per adesso vi stanno a cuore e vi bloccano un po'. Toro, seppure i pianeti sono abbastanza lontani in gradi da voi, in particolare Venere e la Luna, voi carissime, state comunque ottenendo degli ottimi risultati in termini evolutivi. Qualcosa nei vostri pensieri si fa più chiaro e siete, pare, diventati più abili a rendervi cauti nelle scelte professionali. Continuate così e vedrete che troverete comunque in questa condizione o anche un nuovo incontro che sentimentalmente accende molto di voi.
Gemelli, la luna oggi si fa nuova in trigono e via con la voglia di rinascita e di libertà. Scrollatevi di dosso i pensieri stanti e cercate invece un rapporto più empatico, anche perché il vostro Mercurio assiste questo novilunio da vicino. Cancro, la vostra luna oggi ci stupisce ancora di più. Si compie il novilunio anche se il regime di quadratura con il vostro segno zodiacale, per cui volenti o nolenti forse dovrete accettare qualcosa per amore di portare avanti un progetto o una relazione. A volte è sinonimo di grande magnanimità d'animo saper rinunciare a qualcosa per andare incontro agli altri, non pensate? Leone, novilunio fortunato per voi, un novilunio di terza casa, quindi riprendiamo pienamente i rapporti sociali, la comunicazione e soprattutto il vostro protagonismo, che a voi Leone fa tanto piacere. Ottime le relazioni in generale. Vergine, una giornata oggi che vede un novilunio, quindi un rinnovo nella vostra seconda casa, quindi soldi, quindi entrate, quindi un periodo fortunato per gli incassi, per vedere comunque che tutte le fatiche fatte per addivenire ad un punto di stabilità sono finalmente ripagate. Bilancia, novilunio che avviene nei vostri gradi, ottimo, voglia di rinascere e di ripresa di posizione e di condizione. La luna si fa nuova, ma anche in Bilancia si fanno nuovi, e perché non festeggiare con un nuovo acquisto elegante? Beh, per quello che riguarda la moda e l'eleganza siete i numeri uno. Scorpione, una giornata oggi con un novilunio un po' pensieroso, ed è proprio Venere che vi fa riflettere sulla comunicazione affettiva e su quanto potete realmente intendervi con un partner abbastanza diverso da voi. Sagittario, una luna fortunata compie il novilunio in una zona amica del cielo per voi e quindi riesce a essere solidale e soprattutto a creare intorno a voi la squadra operativa, gli appoggi e i contatti che vi possono portare avanti. Bene, usateli, non siete soli. Capricorno, questo novilunio è un novilunio un po' di assestamento e di quadratura, e tutta una serie di faccende che riguardano il lavoro e la carriera vanno un po' ridimensionate. Probabilmente pensavate di avere la situazione sotto controllo. Beh, anche voi potete commettere degli errori e sicuramente potete ovviare in una maniera intelligente e capace come sempre. Mai sottovalutare i collaboratori. Acquario, un novilunio amico e di trigono, un novilunio che si compie anche alla presenza di Mercurio, per cui un novilunio che riaccende la vostra comunicazione, la vostra creatività intellettuale e che vi fa andare verso un progetto decisamente molto interessante. Pesci, giornata oggi molto interessante, la luna, seppure distante nel suo novilunio in gradi da voi, è comunque la luna che ha dismesso l'opposizione al vostro Saturno. Rimane un po' la suggestione di Nettuno, ma che vi stimola un po' più artisticamente. Venere è sempre dalla vostra parte, per cui salute e bellezza sono vostre potestà per adesso. È l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo della storia ad arrivare nei negozi di musica sotto forma di CD, l'1 ottobre del 1982. CD è l'acronimo di Compact Disc, un nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. La lingua inglese ricorre spesso ad immagini evocative per esprimere meglio i concetti. E questo è il caso dell'espressione back to the drawing board, letteralmente traducibile con tornare al tavolo da disegno, che viene utilizzata nel caso in cui bisogna ricominciare dall'inizio qualcosa che si è rivelato fallimentare. Insomma, il nostro punto è a capo, solo che noi utilizziamo la scrittura, gli inglesi i disegni. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Thomas Lawrence, subito dopo gli studi ad Oxford, inizia il proprio percorso in ambito archeologico.
Ma dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale viene inviato in Egitto come ufficiale dell'intelligence britannica. Per 3 anni è protagonista di 1000 avventure, nei panni di combattente, infiltrato, prigioniero. Lawrence verrà poi ricordato come Lawrence d'Arabia o Lawrence del deserto. Dopo l'accordo tra Francia e Inghilterra per la spartizione dei territori, Lawrence, deluso, abbandona la politica per la scrittura e pubblica i 7 pilastri della saggezza. A disagio con il mito che aleggia intorno al suo nome, cerca di ostacolare la produzione di un film sulla sua vita, senza riuscirci. Lawrence morirà e il colossal vincitore di 7 premi Oscar diventerà un successo mondiale. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Quindi scegliete una strada, non importa che sia quella giusta, l'importante è sapere dove andare ed il vento farà il resto. E anche oggi la puntata termina qui. Ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.